Ma è un sapore meraviglioso perché è un gruppo di persone che lavora da 9 mesi per raggiungere questo obiettivo, non abbiamo mai mollato e anche oggi abbiamo dimostrato la squadra che siamo onorando questo campionato fino alla fine. Ma questo non può solo che farmi piacere, sicuramente sono entrato a far parte di un organico importante per la categoria, ragazzi veramente di grandissimo livello, sia i grandi che i più piccolini, quindi è stato facile per loro, è stato facile per me ambientarmi e esprimermi al massimo. Ma in un mio post Instagram ho detto proprio questo, nel senso per noi questo è un campionato che vale doppio, perché non c'è stata una partita, dico una, dove gli avversari non hanno messo il 300% per cercare di ostacolarci. Basti pensare che qualche pareggio è stato festeggiato per mesi e mesi da qualche società, quindi questo ti fa ben capire con quale spirito ci affrontavano. Per noi questo è stato un motivo, uno stimolo in più, perché sapevamo che dovevamo mettere anche noi il 100% ogni partita per poterla vincere e devo essere sincero, alla fine ce l'abbiamo fatta. Nell'ultimo mese abbiamo vinto 3 trasferte difficilissime, Casteldaccia, Raffatali, Folgore, che veramente hanno sancito il nostro successo. Ha pesato il 100%, per me vince il gruppo, non vince mai la squadra e puoi avere i giocatori più forti della categoria, se non riesci a creare quel senso di famiglia, quel senso di rispetto, di amore uno verso l'altro, sicuramente non potrai mai vincere. Ma allora, intanto quando si arriva a quasi 44 anni diciamo che cerco di vivere giornata per giornata, quindi ci stiamo già concentrando alla gara di Villabate dove sicuramente cercheremo di fare almeno un'ottima prestazione. Poi subito dopo ci prepariamo a questa Coppa Italia, la società ci tiene in modo particolare a vincere anche questo trofeo, poi ci fermeremo, staccheremo la spina, andremo in vacanza, ma sicuramente se ci sono le basi calcistiche personali per poter continuare, la mia casa è Resuttana, non credo che ci siano altre soluzioni.